Diciamo che qualcosa è migliorata, ma c'è tanto da fare ancora, specialmente in quei periodi, che ne so, la mattina presto, la sera tardi, anche se noi non siamo qua, ma io vedo che arrivo qua alle 4:30 di mattina, giro un po' di tutto qua in zona. Ecco. E la sera? La sera io chiudo, prima chiudevo alle 8, adesso chiudo alle 7. Cosa ne pensi di Borgo Stazione? Sì. Sta diventando il posto più figo di Udine. Già lo era prima, adesso diventa ancora più figo. Tante novità, tutto rifatto, abbiamo nuova illuminazione, potature nuove, abbiamo presto le telecamere, abbiamo tutto nuovo, tutto rifatto. Abbiamo 2 nuovi bar. Sono una commerciante e purtroppo piano piano mi troverò sola qui perché la gente non ha paura a passare. Non perché ci sia malvivenza, ma quando una persona si sente a disagio, la gente cerca di evitare di passare di qui, pensa di passare da un'altra parte. Lei vede il disagio nei clienti, signora? Sì, sì, me lo dicono, lei, esatto. Dicono, sì. Da quanto tempo, signora? Da 5 anni, diciamo, è aumentato questo flusso di stranieri e per cui i nostri cercano di evitare il più possibile di passare da queste parti. Per me sono anni che vengo, non ho mai avuto nessun problema, sto bene, tranquillo, non c'è nessun problema di nessun genere. Ma il fatto che è da tanti anni che c'è una polemica in questo quartiere, che c'è degrado, che ci sono fenomeni... Beh, degrado un po' ce n'è, però basta non rompere le scatole a nessuno, nessuno te le rompe. Tu personalmente non hai mai avuto problemi? Mai avuto nessun problema. Lo frequenti spesso? Ogni giorno. Nell'ultimo anno è andato proprio di male in peggio. Non so, sicurezza penso che ce ne sia poca e niente. Altro non... cosa vuole che le dica? E come va qua l'attività comunque? No, l'attività non posso lamentarmi, l'attività va bene, però diciamo al di fuori dell'attività sono le cose che diciamo non ci stanno bene. Ecco. Diciamolo papale, qui di fronte ci sono dei fenomeni particolari. No, non solo di fronte, a fianco e dappertutto, non solo di fronte. Basta stare qua durante il giorno e poi uno si rende conto di quello che succede. Molto popolato, c'è tanta gente, gira tanta gente anche qui, siccome abbiamo la stazione qui vicino, qui arriva tutta la gente dal Friuli, sì. E come ti sembra come quartiere? Di Roma? Sì, è un quartiere diverso, io direi diverso in tutti gli aspetti, culturalmente ci sono tanti stranieri, tanta gente diversa, insomma diciamo che è un quartiere vivace, sì. popolato, animato. Certo, no? popolare. A me non piace. Come mai? Perché c'è troppa immigrazione, troppa delinquenza, è troppo gente che non ha voglia di lavorare. Ma ha avuto dei problemi? No, qua? no, io non ho avuto niente. E... Solamente vedere le persone che vanno su e giù mi dà fastidio. Allora, per me Borgo Stazione è la più bella zona di Udine. Io sono qua dal 97, quando sono arrivato a Udine subito sono arrivato in stazione ovviamente col treno e non mi sono spostato da quell'anno fino adesso. Lavoro qua, mi sono sposato qua, ho avuto figli qua e sono ancora qua, sto bevendo il caffè a questo bar che mi piace tanto, che mi fanno il mio caffè preferito. A me non mi piace questa quartiere. Come sì. mai? Perché come mai? Perché non è un posto bene, perché non puoi anche, soprattutto la donna non può anche camminare qua perché ti rispondono male. Ma pensi che ci sia un futuro per questo quartiere? No.
io non penso niente, non è un posto per futuro. Mi penso trova quella via pulita, senza casino sempre, senza tanta gente sborca. Quella mi penso di quella via, perché quella via c'è il lavoro, c'è il movimento di quella via, ma c'è anche la gente tanto male di quella via. Cioè tu dici che ci sono grandi problemi qui in questo quartiere di... Tantissimi problemi, non è solo tanti problemi, tantissimi problemi di quella via. Soprattutto di gente che ha brutte intenzioni. Soprattutto la gente ti fanno tante cose male la notte. Soprattutto la notte? Sì. E di giorno com'è? La giorno tranquilla, come si vede, ma la notte è un disastro, un'altra cosa. Spero che fanno pulire di più, sono contro quelli che fanno casini, preghiamo che andrà meglio, rispettano di più, tutti i gente lasciano pace per lavorare, grazie, solo così. Chiedo alla polizia più controllo, niente altro. Guarda, io sono vissuto qua, cresciuto qua, ho avuto attività qua intorno, però attualmente le cose sono cambiate. Non è come prima, non hanno rispetto, non hanno dignità verso le altre persone. Attualmente trovo male. Prima abbiamo trovato tutti quanti bene, ci siamo collaborati, ci siamo andati avanti per anni e anni. Non abbiamo mai avuto baruffa così, non abbiamo visto le stazioni che litigava, bottiglia che lanciava così quello con l'altro. Non abbiamo risse, baruffe, queste cose. Tutti i giorni, non c'è un santo giorno che manca qui. Che pensi di Borgo Stazione? Penso che c'è troppa polizia in giro, troppi sbirri in giro, insomma. Adesso ogni volta che vieni in stazione vedi solo loro, sono solo loro qua. Ma secondo me non fanno il loro lavoro secondo te? Secondo me lo fanno male. Perché? Perché? Perché secondo me lo fanno male, ma andrebbe gestita diversamente la cosa, non così. Cioè tu pensi che... non puoi arrivare a chiudere la stazione e perquisire chiunque ci sia, capisco se uno sta facendo qualcosa di sbagliato allora sì, ma non che tu chiudi la stazione da là a là e tutta la gente che c'è in mezzo tu la prendi e la controlli da fare. Questo lo fanno spesso? Spesso e volentieri qui in stazione Udine. Qui in stazione Udine? Sì. Le prendono di mira delle persone in particolare? No, chiudono la stazione, bloccano di qua, bloccano di là e chi ci sta in mezzo... Chiunque capiti in mezzo nella rete viene preso. Anche se non c'entra niente. Anche se non c'entra niente. Non è per me questo è inaccettabile. Ma come zona ti piace, a parte questo problema? No. Perché? Troppo sputtano, troppo... Troppi infami. Sì, bravo. Troppa gente non si fa i fatti suoi. Ecco, non abbiamo sentito la sua opinione. La tua opinione, cosa ne pensi di questo quartiere? Che non è controllato, cioè non è buono come quartiere, a me non mi trovo bene. Però lo frequenti? Non più di tanto adesso, perché per i controlli, per le persone... I controlli? Sì, come ha detto lui, troppa gente che controllano anche persone che non dovrebbero essere controllate. C'è una sorta di persecuzione? Sì. Ma per quale motivo? Perché cosa gli interessa? La droga. La droga. Cercano la droga. Ci sono tanti stranieri, quindi cercano la droga, ogni persona che vedono ha la droga, per loro è solo quello in testa. Fanno controlli anche a gente che non c'entra niente, passanti che non c'entrano proprio niente. No, ma a me personalmente niente, però l'altro giorno qua l'intervento dei carabinieri con due che hanno fatto a botte a 50 metri da me, ecco, carabinieri, ambulanze, cose, e poi tutti i giorni che ci sono tutte queste cose qua. Diciamo che anni fa non c'era, no, ma anni fa era molto diverso. Io ormai sono quasi 10 anni che sono qua, però ti dico, nell'ultimo anno sono andate peggiorando le cose. Francamente le cose che parlano sui giornali, su quello che purtroppo, non dico purtroppo, non è vero che degradazione a questo punto. Il problema di questa zona è che è una zona movimentata e per questo è bella, perché se andiamo da altre parti, a Udine non troviamo questa gente, tanta gente. Ovvio, dove trovi tanta gente ci sono sicuramente qualche problemini, ma io personalmente i problemi per me sono di aggressione,
le rapine, sono questi, ma le altre cose, magari uno che sta con la bicicletta o sta camminando magari contromano, per me non è un problema. Rapine qua non ce ne sono. Sì, rapine io ho visto, aggressioni non ho visto mai, grazie a Dio. Anche se sentiamo che le ragazze, le donne hanno paura di passare la notte, però grazie a Dio non ci sono. Qualche episodio sono verificati, ecco, però subito sì, non abbiamo questo problema grosso però la zona è bella, hanno tolto anche gli alberi, sì, hanno sistemati gli alberi che io personalmente ho chiesto tanti anni fa con quando facciamo riunioni del quartiere di fare più luminosità a questa via, e invece adesso francamente vedo che hanno ascoltato. Udine era un'eccezione prima, perché tutte le città vicino alle stazioni sappiamo come sono. Udine faceva eccezione, adesso è nella norma, è rientrata. Devo dire la cosa, devo dire attenzione, però non confondiamo via Roma con tutto il resto di Borgo Stazione, giusto? Via Roma è un conto, il resto di Borgo Stazione è un altro. Sì. Sempre meglio via Roma. Via Roma è un'isola felice, in cui tutto va bene. E per forza l'isola felice è la strada diretta che porta al comune di Udine, quindi dalla stazione tutti chi scende a Udine scendono qua, passano, è un passaggio obbligato, quindi per forza c'è l'interesse di tutti di tenerlo pulito, bello, di ritornare a risplendere. Questo secondo me è il futuro. Presto qua ci sarà un nuovo hotel, ci sarà un nuovo hotel, e dopo cosa avremo anche? Casa dello studente, tante cose nuove.